suo fatturato in Sardegna, poi un altro 25% è venduto nel contesto nazionale e il 5% va in 14 paesi fuori dall'Italia. Quindi vuol dire che la cantina è in qualche modo un ambasciatore del lavoro, della cultura, se vogliamo, anche di Dorgalesi nel mondo. Quindi fa piacere a tutti girare ogni tanto e trovare in America, in Giappone, in Cina, eccetera, i vini della cantina del Rialto. Perché l'azienda? Perché la cantina è sensibile a questo tipo di iniziative? Io personalmente ci credo tantissimo, infatti non ho esitato un attimo quando mi è stata proposta, in primis da Fausto e poi da Tonino, la possibilità di ospitare questa lodevole iniziativa nella nostra sala assemblea. Non ho esitato un attimo perché ci credo tantissimo. Io credo che la crescita del tessuto economico e sociale e culturale della nostra comunità passi attraverso queste iniziative. Non sono slegate, paradossalmente non c'è l'attività economica non è slegata da questo tipo di attività. Se voi andate a vedere dove ci sono grandi attività economiche, c'è grande attività culturale. Quindi vuol dire che c'è un legame, e questo è il legame che la cantina vorrebbe fare di tutto per sviluppare anche attraverso questo progetto di Tessidoris che ci è stato proposto da Tonino. Quindi io chiudo dicendo che voglio dire, da parte nostra un plauso a questa iniziativa e piena disponibilità da parte dell'azienda per collaborare anche in futuro su questi progetti. Grazie al Consiglio di amministrazione e a tutti i collaboratori che ho avuto modo di incontrare e di rivedere in questi giorni scorsi, in particolare Fausto, caro amico coetaneo da sempre in amicizia, e Donatella che è laggiù e che ci dà una mano per la migliore riuscita di questa serata. Grazie davvero. Vorrei passare adesso la parola a un amico personale, un amico di Salvatore Fancello, un amico della poesia da sempre, Graziano Secci, che ci leggerà 2 poesie dal libro Che ramenazzo di Salvatore e poi a step dopo l'altro. Cominceremo con 2, poi ne sentiremo ancora altri 2 e poi ancora altre 2. Grazie per la tua generosa disponibilità. Grazie a voi. E m'abizzo sasavas. Amore suo diretto, mi dimando in questo mulino universale, cale tempesta, cale temporale, me sperprende s'antica identità. O mi conoscere in l'un'identità noisco in ue soe e annueando. Mi intendo che un Ulisse in un rio che si cerca di nintro su profondo de questa terra sua e de su mondo in ue somine currede che ne vremo noisco calernino e cale anzeno noisco calestanzeno e cale mio. O so è che un sirvone che ne sanna sa di tu i galo che candere ai chinas, o un pastore che s'avverve chinas a perde sconzata a sole se vento, chi sparge de garu semene se dammentu, insonnios o cunzados in sabianas. Oppure so è un'ae, in un monte sull'auda ponente tramontana, chi mira da infinita una piana de andala, sa è tanca, sa è campura, sa che ne lagas, muroso, e cresura sa poi sterre de oro a sull'orizzonte.
intendo custa terra intro sarbenas chi son nuscor de multa e de limba, intendo uso, costumene e limba che dan sapores e de sale diverso. E la ido che barca in su universo che non timede né unders né arenas. E m'avviso sasala senza andare de scrempus incerto che mettiche. Tra lupernoas e notter de fiche e che n'essere centinella e frontiera, ma baratteri e fessus dei spera, in terras, in aeras e in mare. I versi non si scrivono. I versi non si scrivono la notte, ma all'alba di un'attesa, quando la rugiada della speranza innaffia tutti i giorni il fiore della tua vita e accarezza dolcemente con la freschezza della sua anima il desiderio dell'esistenza. Raccoglierai parole alla rinfusa come fa un bimbo che ancora non sa parlare, scegliendo ogni suono per la sua forza e il suo significato, e le legherai alla tua terra con il silenzio dei secoli, col sudore dei tuoi anni, col sorriso di nuove generazioni. E appoggerai l'orecchio sulle pietre per sentire una musica eterna che ti trascina e ti porta lontano. E allora vorrai confonderti nel vibrare del vento, nel respiro del mare, nel profumo dei monti. E avrai voglia di partorire dalla tua bocca un fiume di emozioni, come fa una giovane madre col suo primo figlio, gridando a squarciagola per liberarti dal peso che hai portato per lungo tempo. Così sentirai il tuo corpo pervaso da un lungo fremito e avrai paura perché non riuscirai a capire che cosa ti succede, ma non preoccuparti. Dentro il tuo petto ha ripreso di nuovo a palpitare, senza sosta, il cuore del poeta. Passo volentieri la parola a Fabio Francello, assessore alla cultura del comune di Dorgali. Davvero non è di luogo ringraziare da parte della NUR e anche a mio titolo personale l'attenzione che l'amministrazione comunale, dal sindaco alla giunta, ha voluto concedere a questa iniziativa dei Tessidores, che hanno prontamente accolto, sostenuto, finanziato. Questo ci consente di portare avanti questo progetto per 3 anni e pubblicare i libri di questi poeti dorgalesi viventi. Piano piano scopriremo uno per uno. Il primo è stato Gonare, adesso il secondo è Salvatore, la terza sarà Angelina Soggia a maggio, fra breve, e poi Pietro Soggia, e poi ancora piano piano vi racconteremo e vi coinvolgeremo. Quindi ti cedo volentieri la parola, Fabio, e grazie davvero ancora a te e alla giunta e all'amministrazione comunale per il sostegno che ci avete dato. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono io che devo ringraziare una manifestazione come questa, anzi una serie di manifestazioni come questa, quindi l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura, ma tutta la giunta
credo che non solo abbia fatto bene alla luce di questo risultato, vuol dire che in un momento di crisi che non è solo economica, come diceva Rino Fancello, ma anche culturale e sociale, forse avvicinarsi ancora di più alla cultura, alla poesia, a un vibrare di emozioni, anche solo a sentirle leggere da Graziano, ma sono le parole poi e le emozioni e le sensibilità scritte da Salvatore Fancello, che io ringrazio, come ringrazio tutti i poeti dorgalesi che, come si diceva prima, si scusi, hanno scritto e stanno scrivendo per anni ed anni un qualcosa che sarebbe davvero un delitto disperdere nell'ambiente. E quindi la proposta che ci è stata fatta da Tonino, frate mio, dall'amministrazione, non solo è stata accolta di buon grado, ma riteniamo sia essenziale per conservare quello che ad Dorgali è una risorsa, la poesia e anche la cultura. E sempre di più, anzi ancora di più, in un momento culturale, sociale difficile come questo, è bene avvicinarsi alla cultura. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi possibili e vi assicuro che sempre di più bisognerà ottimizzare le poche risorse che ci rimangono, perché sempre di più stanno stringendo le risorse e i trasferimenti statali e regionali, quindi le poche risorse che abbiamo le stiamo lasciando quasi tutte a Dorgali, ma non perché siamo razzisti, proprio perché ci rendiamo conto che la verità di associazionismo e di associazioni che a Dorgali fanno cultura sono tante e noi non vorremmo mortificare nessuno. Devo solo dire che, essendo poche le risorse, le ottimizziamo al meglio e dovete capire che non si può dare quello che magari abbiamo dato negli anni precedenti, ma lo sforzo che stiamo facendo è quello di lasciare quanto più a Dorgali, proprio perché necessita che Dorgali possa e debba dare di più alla sua terra. Abbiamo iniziato con Comunale Cartabrocca, oggi c'è Salvatore, e poi ci sarà Angelina, sono 12, noi per 2 anni abbiamo dato il finanziamento, poi noi non ci saremo per la canzone dei nomadi, ma spero che chi arrivi dopo di noi porti avanti questa iniziativa che merita di essere portata avanti in assoluto, al di là delle appartenenze e delle amministrazioni che si susseguono. La verità è che io non vorrei dimenticare nessuno, i poeti dorgalesi sono tanti, Tonino pare che li abbia citati, io li cito tutti in generale, che nel medio qualcuno mi spiega che Grobbe Sadia, che vorrei evitare perché sono sarcastici giustamente, quindi un encomio a tutti i poeti dorgalesi, a tutti quelli che fanno poesia, un ringraziamento alla cantina sociale, al coro Pramaseda, perché la bellezza di sentirle cantate dà ancora valore aggiunto alle poesie stesse. Quindi un saluto anche a voi, un ringraziamento e un buon proseguimento, perché questa è una delle tante tappe che faremo insieme. Devo dire che quando mio fratello mi ha chiesto non ci offesa per il comune se lo facciamo in cantina piuttosto che in sala consigliare, assolutamente no, questa sinergia è bellissima, è fondamentale, il comune è tutta Dorgali, quindi che sia la cantina, che sia un'altra situazione come quella che sarà a Gorone, sono tutte adatte perché si svolgano manifestazioni di questo tipo. Grazie e buon proseguimento. Due parole di ringraziamento anche a questo piccolo staff che lavora intorno alla NUR, costituito da amici che sono Adriano Pira, che Ennio Madau, che se n'è venuto da Cagliari per fare la registrazione in vista di un documentario che prima o poi realizzeremo, ma il materiale lo stiamo acquisendo tutti, Salvatore Frontetto, che ci consente di utilizzare al meglio l'amplificazione e quant'altro, nonché anche mia figlia Federica che mi ha dato una mano, grazie anche a te. Graziano, a te. Truncu a Liverrino.
Supra s'attuppa e su padente un brinu de custapala e monte suliana, rizzu, ponese su terre a tramuntana, mozzinando truncu di guerrino. Nendur che ventus o timofens sidas la ne, beaghe sunido su puzzone, tue, fieru, supra un ispuntone ti conta sordolores, sar feridas. E sogna sa chi in su sole e chi sa luna carva scoperta de frunzer d'attento, frunzer sa chi ninnadar dai suentu abbrazzare ne soschelo de fortuna. E temperato, affritto, sole e nie de hierros o estades e tempestas a ue se nascido, muzzinato, resta sa guerrande che in sa notte chi sudiva. Tue ischici de su monte, 11 centore, e allegas che in spina se ruarzos, ma reichinas a ghettadas in predarzos non ti dan vinfa, ne ti dan azure. Nemberano d'incanto a ti florire torrana profumato rierie, de tene andoru sorfrò cordenie, che ti ponene de seta un stile. Gassi, che cala e soriche e montana e puntua e taralu e fromica, il fidante sa sorte paco amica cola sa vida lanza e remitana. Ne s'arrogas, cagen de peuncu, et infriscana sa sabba